dall'annessione al Regno d'Italia, scelte lontane nel tempo che ricadono anche nel presente. Alessia Piovesana ha intervistato uno storico dell'Università di Nottingham che parlerà domani sera in un dibattito a Corredo Vicentino. Vediamo. 1866, un anno spartiacque, un prima e un dopo per il Veneto, ceduto dall'Austria al Regno d'Italia e Savoia, un prima e un dopo nel processo risorgimentale di creazione dell'Italia. Un passaggio di mano sancito anche da un plebiscito che, per alcuni storici contrari alla tesi ufficiale, non fu una festa per il popolo veneto. Si dovrebbe tornare così indietro, anche per capire il Veneto di oggi. Lo fa David Leven, storico e docente all'Università di Nottingham. Dopo la guerra di 1866, l'Italia aveva grandissimi problemi economici, anche per motivi della politica, cioè la guerra nel sud, la guerra del brigantaggio ha costato un sacco di soldi. I veneti avevano gli imposti, le tasse molto più alti sotto il nuovo Stato che sotto gli austriaci. Tutti dicono che la seconda Zebio ha detto fatto l'Italia